Sgominato dalla squadra mobile di Padova un traffico di cocaina gestito da 3 persone del Padovano. Uno dei malviventi, emerso in passate inchieste come un giovane affiliato alla ex mala del Brenta di Piove di Sacco con il soprannome del Biondo, con un passato di condanne per armi, rapina e ricettazione, riforniva di armi la batteria di fuoco della mala, è risultato quindi essere passato al mercato della droga gestendo un traffico fiorente di cocaina. Sì, stiamo parlando di soggetti particolarmente attenti tra l'altro a muoversi sul territorio, quindi basso profilo. Questo trafficante si muoveva con uno scooter grossa cilindrata. Le indagini particolarmente complesse perché il gruppo si muoveva sempre a bordo di scooter, anche particolarmente potenti, si sono concluse con il sequestro di oltre 6 etti di cocaina con un principio attivo altissimo e di 182.000 euro in contanti provento di spaccio. Dentro ad una cassaforte nell'abitazione di uno dei malviventi, gli agenti della squadra mobile di Padova, in collaborazione con i colleghi della Questura di Venezia, hanno trovato un vero arsenale fatto di macchine contasoldi professionali, bilancini di precisione e apparecchi sofisticati per l'intercettazione delle frequenze della radio della polizia e la rivelazione di microspie. Parliamo di soggetti che in passato sono stati vicini ovviamente all'organizzazione Mala del Brenta, ma che alcuni di loro si stanno riorganizzando singolarmente con traffici illeciti redditizi e magari meno pericolosi da un punto di vista dell'incolumità personale, quali appunto i traffici di droga. In manette è finito Roberto Mengardo, 39enne residente a Brugine in provincia di Padova ed ex componente della Mala del Brenta, già nel 2006 arrestato in quanto impegnato nella ricostruzione della cellula malavitosa. Insieme a lui anche Alan Paggiarin, 36enne residente a Mestre in provincia di Venezia, motoscafista per una società di Venezia, e Giuseppe Fornaro, incensurato 39enne di Piove di Sacco in provincia di Padova. Sì, denaro contante in quantità importanti, tra l'altro abbiamo trovato una macchina professionale contasoldi, quindi sono tutti sintomi di un'esistenza di un'attività che va avanti nel tempo e che è anche particolarmente redditizia. Ora i 3 arrestati dalla squadra mobile Eugania dovranno scontare la pena tra il carcere di Padova e Venezia.